Partiti, corsia 3, Atletica Trento, Lucianer, Pedrotti Michele, Giacomoni Filippo, corsia 4, Valsugana Trentino, Giampiero, D'Andrea, Voltomini, Zeli, corsia 5, Trilacum, gruppo sportivo, Coser, Conte, Cappelletti, Riccardi. Ultimo cambio, cambio di testimone. (47-87) il tempo del complessivo della staffetta. Partiti. Dunque in corsia 2, Lagarina Cruz Team, Marco Peroni, Gianluca Festi, Giulio Festi, Matteo Rizzi. Atletica Triole in corsia 3, Delgado Penafiel, Segretario Masè, Giorgio Capinelli, Paolo Maestri. In corsia 4, gruppo sportivo Trilacum, Carlo Conotto, Federico Cecchini, Davide Bonazza, Emanuele Nardelli. Corsia 3 per l'Atletica Triole, corsia 4 per il gruppo sportivo Trilacum. Partiti, corsia 1, Atletica Clarina Trentino, corsia 2, Atletica Valli di Lorensole con in corsia 3, Atletica Clarina Trentino in corsia 4 e l'Atletica Trento in corsia 5. Corsia 1 e poi corsia 4, 55-02. Ultima batteria partita, abbiamo i risultati della staffetta 4% ragazze. Terzo posto per quanto riguarda la prima batteria, l'Atletica Valli di Lorensole, secondo posto per l'Atletica Trento, primo posto sempre per l'Atletica Trento, i tempi 57-45 per l'Atletica Trento, 58-77 sempre per l'Atletica Trento e 51-02 per 24 per l'Atletica Valli di Lorensole. Ultimo cambio, ultimi 50 metri, corsia 4, alla fine, rush finale, si è aggiudicata l'Atletica Triole sul gruppo femminile sportiva Quercia Trento in Grana. Dunque,
bella questa. Dunque,